andato al fiume, un fiume tanto peligroso come è questo fiume. Le chiedo al governo che per piacere, per favore, chiude questo fiume, tanti ragazzi che hanno morto colpa del fiume. Veramente questo è un dolore forte, forte. È un messaggio disperato quello del papà di Daniel Denis Navas Reyes, il 21enne morto annegato nel Piave in un pomeriggio tragico di metà giugno. La famiglia, di origini venezuelane, residente a Pasiano di Pordenone, non si dà pace, non può darsi pace. Il giovane stava prendendo il sole con un gruppo di amici sugli isolotti di ghiaia del fiume, sotto il ponte sulla Postumia, tra Fagare della Battaglia e Ponte di Piave. Qui si è tuffato per non riemergere più. L'allarme partito da un'amica che inizialmente aveva parlato di 2 dispersi ha portato a una vera e propria mobilitazione, pompieri su M118, carabinieri. I sommozzatori dei vigili del fuoco lo hanno trovato poco distante, a qualche metro di profondità. Da qui le operazioni di recupero, lo shock degli amici, il dolore lacerante dei familiari accorsi sul posto. Il 21enne, da quello che si apprende, era un esperto nuotatore, ma il Piave non gli ha concesso sconti. Di tragica fatalità parlano gli stessi inquirenti che nelle scorse ore, dopo aver raccolto le testimonianze di amici e testimoni, hanno restituito la salma ai familiari. Di Daniel Denis resta il ritratto del padre. Una persona trabajadora de trabajo, lavorava in una fabbrica Prolitalia, una persona giovane con tutto il futuro più avanti. Il ragazzo era una persona tutto corretta. Dalla tragedia privata nasce una richiesta collettiva: impedire che altri giovani trovino la stessa morte di Daniel Denis, così lo zio Moreno. È modo di mettere tanto controllo su questa cosa, magari più controllato o magari anche chiuderlo, visto che ogni anno ci sono tante famiglie che soffrono per questa cosa. Chiedo per piacere altra volta che chiude questo fiume, per favore, attento con tanti ragazzi giovani, con futuro.